alla cerimonia in onore di Santa Barbara, scusatemi l'operazione di soccorso, all'esecuzione di alcuni esercizi con le prestature da intervento e i 13 anni, figli di dipendenti del comando ma non solo. Sono presenti anche bambini innamorati del lavoro del pompiere, alcune nozioni legate alla conoscenza del rischio in campo antincendi. La prova degli invisibili molto spesso che normalmente sono chiamati a marciare dei giri del fuoco. Uno chiamato pedone, due intermedi di uguale lunghezza al fine della scala, inoltre possono essere utilizzati anche per particolari umane, durante le quali gli allievi acquisiscono tutte le conoscenze di base necessarie a operare all'interno di una sola operativa dei vigili del fuoco. Mentre gli operatori della scala, ecco vedete le manovre di montaggio e di calata. Ecco vedete il collegamento dei pezzi e l'innalzamento della scala. I 4 utenti si dispongono e gli operatori sul pedone tengono la scala ferma. Sbagliato la partenza, sbagliato la senza Gli applausi sono sempre un buon incoraggiamento per gli operatori. Altri due operatori stanchi per questo. Sicuramente. Notate il grande equilibrio della scala tenuto da 8 operatori. Bravo! Molta attenzione. I due operatori seguono in direzione della scala per farla scendere lentamente, dopodiché la squadra salutiamoli ancora con un applauso. Il prossimo esercizio che vedremo dal castello di manovra è la calata con le funi di vanifico, i preparativi alla finestra del quarto piano, il vigile stare sul davanzale, accanto il moschettone alle corde, mentre i vigili a terra attendono il comando del caposquadra. Ecco, progressivamente si allontanano e via, ecco qui, la difesa insieme. Bene, bella difesa, Salutiamo con un applauso la squadra che ha effettuato questo esercizio. Sulla parete della palestra potremo assistere ora a un altro esercizio, quello dell'arrampicata sportiva. Da un'etica puramente non la conquista dell'atleta come fine unico, con la conseguente citazione dell'imponderabile dei fattori di rischio. Un applauso ai nostri climber. Ricordiamo che le corde sono solamente attrezzi di sicurezza in caso di perdita di equilibrio, ma la scalata e la distesa vengono effettuate solamente. Il cane invece può essere utilizzato per il salvataggio di persone in difficoltà negli ambienti acquatici, in mare, nei laghi o nei fiumi. Qui vediamo una serie di esercizi di addestramento, di agilità fra ostacoli, salto dei tempi di fuoco e esercizi di obbedienza. Guardate che bravi che sono i nostri schierati, salutiamoli con un applauso.
sceglieranno e l'operatore provvederà quindi al loro spegnimento. Vedete, il vento è un cattivo cliente in questi casi. Qui la simulazione prevede che l'incendio si sia sviluppato al secondo piano. Diciamo che la scena parla da sola. Ecco, l'incendio si è sviluppato al secondo piano. Gli operatori presenti nel locale cucina porteranno via la bombola in fiamma e lo usciranno all'esterno per iniziare le operazioni di estinzione e intercettazione del flusso del gas, come abbiamo visto poco fa. Vediamo operativamente il montaggio delle scale, la scala italiana e la scalata con la scala Ganci. Anche l'autoscala un supporto per raggiungere i piani alti più in fretta e per poter permettere l'evacuazione. Vediamo ora l'operatore con l'auto dotato di autoprotettore salire con la scala italiana per entrare nel locale invaso dal fumo. Dal secondo piano viene lanciata la corda alla quale verrà agganciato il nastro dalla PS per avere acqua al piano alto e poter quindi spegnere l'incendio. L'incendio viene distinto è sempre un intervento molto complesso, ma la professionalità dei vigili del fuoco permette sempre di risolvere le situazioni più critiche, bonifica la messa in sicurezza degli ambienti. Facciamo l'applauso alle nostre squadre che lasciano piazzare. Un esercizio spettacolare che dimostra la professionalità e la preparazione di questo nucleo. Sono degli esercizi, delle operazioni complesse che hanno bisogno di attenzione e di assistenza di questi operatori. Intanto qui hanno salvato già un'altra persona e l'hanno portata a terra.